Nel giorno di Pasquetta abbiamo pensato di riscoprire le nostre tradizioni. Lo facciamo grazie a Roberto Popi Frison, che è un grande esperto di usi e costumi del nostro territorio. Ma innanzitutto cerchiamo di capire che cosa sta facendo in questo momento. Come cosa sto facendo? Un patto con la fugassa veneta, con i corvi. Hai mai sentito parlare? Siamo nel 300 a.C. e c'era uno storico greco che scriveva di un rito agrario dei Veneti antichi che erano soliti donare ai corvi nei loro campi appunto delle focacce, e questo per tenerseli buoni, perché il corvo rappresenta la fine del ciclo e allora sapete com'è, bisogna dargli da mangiare che ne va a becoare semenze. Poi il termine focaccia lo ritroviamo anche nella tradizione veneta, perché diventa la fugassa veneta. È un dolce povero che ritroviamo sempre nelle tavole del periodo pasquale, 3 lievitazioni, 3 impasti e poi via cottura semplice. Ma io lancio i pezzi di fugassa qua per mantenere viva anche la tradizione che vuole i romanotti e le genti della vallata venire qui al Sacello della Valle per mangiare a fugassa veneta. Ma poi è arrivata anche lei, la regina del lunedì de Pasquetta, il simbolo della Pasqua. Mi ricordo sempre quella prima volta, Monica, perché ero piccolino, avevo avuto 6 anni e si era soliti noi venire qui nella valle a mangiare la fugassa, lunedì dell'Angelo, della Madonna, breve preghiera alla Vergine Maria del Buon Consiglio, un saluto a Sant'Antonio Abate, protettor de Estae, e dopo sui Ciaseti, su a Fontana, a Torlacqua, che a Sequea buona. Poi una volta scesi, qua si mangiava la focaccia, un gusto da mangiare. È un gusto da consumare qua, in Valle Santa Felicita. Insomma, con la colomba e con la fugassa facciamo gli auguri a tutti i nostri telespettatori, Roberto. Senza dubbio, vi auguro soprattutto di mantenere vive le tradizioni, quelle della cucina soprattutto. Buona Pasqua a tutti!